Possiamo chiederle solo se sta bene, ingegnere? Sì, sto bene, sto bene. Possiamo chiederle le ragioni del suo allontanamento? Ho detto che riferirò successivamente e casomai adesso vediamo con quelli che hanno seguito con me la vicenda degli autovelox e vediamo cosa intendono fare anche loro. Nessuna spiegazione su questi 24 giorni di buio, almeno per ora. Accetta di parlare brevemente al nostro microfono Antonio Menegon, l'ingegnere 78enne, esperto di Velox e consulente della Procura di Cosenza, che aveva fatto perdere le sue tracce il 3 gennaio. Si era allontanato dal suo studio Galleria d'Arte di Rosà senza cellulare, chiavi, senza PC. È stato lui stesso a contattare i carabinieri. Li ha chiamati da questo bar di Ancignano di Sandrigo ieri sera poco prima delle 20. Era arrivato intorno alle 18, ha ordinato una brioche, un cappuccino al titolare e dopo un po' gli ha chiesto il telefono. Sono Antonio Menegon, l'ingegnere scomparso. Dopo essere stato sentito, l'ingegner Menegon ha potuto riabbracciare la sorella Gigliola, che aveva lanciato per giorni disperati appelli. Allontanamento volontario, così la nota dei carabinieri, ma su queste 3 settimane di blackout le indagini non sono finite. Dove è stato in queste 3 settimane, ingegnere? Ho già esaurito quello che dovevo dirvi. Le domande giuste me le fate perché altrimenti guardiamo sempre il dito senza guardare la luna. Ho pubblicato 2 libri su Kindle di Amazon. Andateveli a leggere e poi mi fate le domande giuste, io vi risponderò volentieri. D'accordo? Grazie. Grazie, ingegnere. Tante domande a cui l'ingegner Menegon ha promesso di rispondere tra qualche giorno. Cosa abbia fatto, chi abbia visto, come abbia passato queste giornate nel periodo dell'anno più freddo e con temperature rigidissime. Sullo sfondo resta la questione dei Velox, a cui fa riferimento citando i libri scritti. Mi permetta, sono legate le due vicende, queste 3 settimane in cui non ha dato notizie? Sono legate sì e no. Sì e no. In attesa di capire cosa sia accaduto in questi 24 giorni, resta il grande e profondo sospiro di sollievo per la sua famiglia, per le persone che lo conoscevano, per quanti in queste settimane si sono mobilitati nella sua ricerca. Antonio Menegon è finalmente a casa.